Buongiorno, ben ritrovati e buon venerdì a tutti. Nel cammino della nostra rubrica 2 a 2, oggi ascolteremo il contributo che gli istituti secolari portano nell'armonia delle vocazioni della nostra Chiesa diocesana. Gli istituti secolari sono laici, laiche, che scelgono di vivere nel mondo la loro consacrazione al Signore. In particolare, oggi ascolteremo la testimonianza di Tiziana Scaccabarozzi, una piccola apostola della carità che nella nostra diocesi operano a Conegliano presso la nostra famiglia, così come ad Oderzo. Scriveva Papa Francesco nel messaggio per la Giornata Mondiale della Pace dello scorso 1 gennaio. Tutti insieme collaboriamo per avanzare verso un nuovo orizzonte di amore e di pace, di fraternità e di solidarietà, di sostegno vicendevole e di accoglienza reciproca. Non cediamo alla tentazione di disinteressarci degli altri, specialmente dei più deboli. Non abituiamoci a voltare lo sguardo, ma impegniamoci ogni giorno concretamente per formare una comunità composta da fratelli che si accolgono reciprocamente, prendendosi cura gli uni degli altri. Ascoltiamo dalla testimonianza di questa piccola apostola della carità come lei, il loro istituto, gli istituti secolari in generale cercano di vivere questo che il Papa ci ha appena detto e di annunciarlo, testimoniarlo nella nostra Chiesa diocesana. Sono Tiziana, una piccola apostola della carità che è un istituto secolare fondato dal Beato Luigi Monza. Appartengo ad un gruppo fraterno e ho fatto la consacrazione perpetua diversi anni fa, nel 2005, quindi ho un pezzettino di strada di vita con Gesù. Qualche nota vocazionale che mi riguarda, la prima cosa che mi viene da raccontare è che sono nata in una famiglia con una fede grande e forse quella è la strada, i primi passi che il Signore mi ha fatto fare sin da piccolina, conoscendo l'amore, l'affetto e la generosità anche sia in famiglia che fuori casa. Poi ho frequentato un gruppo vocazionale, un gruppo di discernimento di un istituto religioso. Mi colpiva molto e mi faceva stare bene conoscere la parola di Dio e sentire e vedere anche la bellezza della testimonianza delle suore tra di loro, l'affabilità che avevano per le persone e anche con i giovani. E poi ho incontrato una piccola apostola della carità e mi ricordo ero ancora ai miei passi universitari da giovane e lì mi si è aperto un mondo, cioè il mondo della secolarità, la possibilità di vivere una vita stretta con il Signore, di sequela a Lui, ma anche partecipando della vita del mondo e degli uomini e delle donne di tutti i giorni. E così appunto sono entrata in questa grande famiglia delle piccole apostole della carità e cerco di vivere quel sì fondante d'inizio, di sequela al Signore che ho detto tanti anni fa e che diventa vero ogni giorno nel quotidiano e nella dimensione che vivo tutti i giorni nel servizio che svolgo e nella mia vita. Il posto che occupo nella Chiesa oggi è appunto di appartenere a questo istituto, di vivere da donna laica consacrata e vivendo anche questa dimensione della vita quotidiana al servizio degli altri in un'associazione che è nata con un'ispirazione cristiana, l'associazione La Nostra Famiglia, nata per essere segno di carità per i più piccoli, per i più fragili. Ci occupiamo di bambini con disabilità, con difficoltà e nel mondo della ricerca per cercare di fare sempre meglio quello che facciamo tutti i giorni nella cura del trattamento e nella riabilitazione e prendendoci carico delle famiglie.
Ho diverse canzoni che mi piacciono e che hanno segnato alcuni momenti della mia vita in particolare. Oggi vorrei condividere con tutti una canzone di Elisa che si intitola L'amore per te. È una storia evidentemente tra due innamorati, c'è lo scambio di amore l'uno per l'altra, però l'amore, pensando anche all'amore di Dio per me, per noi, per ciascuno di noi, quando ci sono delle parole tipo l'amore unico, irripetibile, a regola d'arte, chi ha visto lontano qui è lui, ha il gusto di eterno, più bello che mai, e questo fa bene a tutti. A due perché? A due perché? Perché la relazione tra noi è fondante, non possiamo vivere da soli o non potremmo camminare da soli, non impariamo a crescere da soli. A due perché lo scambio di fede, di amore, di affetto, l'esempio della fede nel cammino quotidiano, è a due crescere, in particolare crescere nella santità. Da soli santi non potremo diventare.